Si è svolta la sera del 25 novembre a Palazzo Grassi la cena di solidarietà L'Utopia, l'ingrediente principale del nostro vivere, organizzata dalla cooperativa Titoli Minori in collaborazione con OP I Fasolari. La serata è inserita all'interno del progetto di integrazione sociale Gusto e Salute, promosso dalla Fondazione Clodiense Onlus in partnership con la Brigata Gustabili di Titoli Minori. Durante la serata, i gustabili hanno servito diversi piatti, con le tradizionali ricette a base di fasolari dell'Alto Adriatico, preparati dal ristorante Aurora di Sottomarina, accompagnati da prodotti biologici offerti dalla cooperativa Terra Viva. Il dessert è stato preparato dalla gelateria Dauphré, il momento caffè è stato offerto da Super Coffee Shop. Alla cena hanno presenziato i rappresentanti delle più importanti realtà del mondo della pesca Chiogiotta, oltre all'assessore ai servizi sociali Patrizia Trapella, alla consigliera regionale Erika Baldin e molti protagonisti di realtà associative rivolte al sociale, attive nel comune di Chioggia. Il progetto Gustabili, targato Titoli Minori, nasce 3 anni fa ed è un progetto di inclusione sociale e lavorativa rivolto a persone adulte in situazioni di disabilità e disagio sociale. Parte del ricavato della cena è stato devoluto proprio a sostegno delle attività e dello sviluppo del progetto. Viva soddisfazione per la riuscita del progetto e per la splendida serata è stata espressa dal segretario generale della Fondazione Clodiense Onlus, architetto Giancarlo Munari. Anche Paolo Tiozzo, amministratore unico dell'organizzazione produttori I Fasolari, ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa e per premiare la fattiva collaborazione con la Brigata Gustabili in occasione della Sagra del Pesce della scorsa estate, ha voluto donare un regalo speciale a tutti i ragazzi coinvolti. A fine serata, la presidente della cooperativa Titoli Minori Onlus, dottoressa Valeria Tiozzo, ha voluto ringraziare tutti i partner dell'iniziativa, soprattutto perché è stato grazie a loro che il progetto Gustabili è diventato una realtà. Questa esperienza ha dimostrato come sia necessario costruire una rete territoriale di collaborazioni virtuose tra realtà aziendali, profit e associazionismo non profit, affinché l'integrazione e l'inclusione sociale di persone in situazioni di marginalità non rimanga solo un'idea o un sogno utopico.